Il rettilineo tra Pezzana e Vacil, la moto che da Carbonera corre a velocità sostenuta verso Breda. Da una piccola laterale, Rio Bagnon, esce il furgone di un piastrellista del posto. Non vede la moto, si immette, lo schianto è terribile. Danilo D'Amato, 43 anni, militare del 51esimo stormo di Istrana in congedo, muore sul colpo. Inutile il volo dell'elicottero del SUEM. Il corpo del Centauro, che abitava a poche centinaia di metri sulla strada vecchia di Vacil, giaceva ormai senza vita a terra. Stavo chiudendo il negozio e ho sentito un colpo e sono uscito e ho visto il ragazzo per terra e non mi sono neanche avvicinato tanto perché mi sono abbastanza impressionato, avendo avuto già un lutto in famiglia simile a questo. Il 53enne aveva confidato a un amico di volerla vendere, la sua Yamaha bianca e rossa. Quello di oggi è il secondo incidente mortale in un mese a distanza di poche decine di metri. È sempre la velocità sostenuta, sia dei motociclisti che delle auto. L'hanno presa per una pista di velocità questa strada qua, anche se c'è il limite di 70 all'ora. Io abito qua più avanti, a 100 metri, sulla curva. Sono delle moto, ma sono spaventone, vanno via tutte di 100 all'ora, ma neanche non rispettano i limiti, perché quei limiti di 70 vanno via. E io ho quella macchina che ce l'ho, ho una paura di venire fuori. I residenti allargano le braccia, devono capire che qui non si può correre, dicono, e servono più controlli. Allora, intanto istruire i motociclisti che non si può correre come in pista e dopo forse un autovelox aiuterebbe un po'. Io metterei un autovelox o qualcosa, non so, ma poi io non vedo mai vigili, polizia, carabinieri, mai.